Amici belli, lo so, un video più che notturno, ma non è mica colpa mia, è colpa della Champions League, è colpa dell'UEFA, perché poi adesso ne parliamo per bene. Ha vinto Ancelotti, ha vinto Real Madrid, andiamo avanti, cominciamo. Allora, prima di tutto, niente di meno, Pietro da Miami, Beach Club Napoli Miami Beach, benvenuto, ma come benvenuto? Tu fai parte dello staff del Caffè Napoli, quindi benvenuto formalmente, che aiuti a sbloccare gli algoritmi e tutte le cose che così. Allora, video speciale, particolare, diverso, che non riguarda strettamente il Napoli. Oggi del Napoli ho quasi deciso consapevolmente di non parlare, quindi lasciate un like per me, che non voglio parlare ancora, perché poi magari ne parleremo, della diatriba ADL Mandarini, ADL Corriere dello Sport, perché era rimasto solo il Corriere dello Sport, ragazzi, che ADL stesso diceva è l'unico che ci tratta bene, quindi mettiamo Repubblica non va bene, si litiga per i contratti o simili così, la Gazzetta va perculata in conferenza così, adesso si attacca, quindi non ne voglio parlare, sapete perché non ancora? Aspetto, perché vediamo se ci sarà una risposta proprio del Corriere, che vabbè, veramente non ne voglio parlare, non fatemi fare, perché poi ci metto il timbro mio. No, la Champions League, allora mi sono scritto un po' di cose, perché ci siamo divertiti tantissimo con gli amici abbonati a commentarla. Prima di tutto il ritardo, un ritardo clamoroso, non si capiva, hanno detto il ritardo dei tifosi, stranezze, si chiama Stranezze, un ristorante a Roma di Cava, e praticamente quindi un po' di imbarazzo. Dopodiché c'è questo pre-show, sembra quasi un disperato tentativo da parte della UEFA di copiare il Super Bowl, oppure di creare un pochino più di attesa per queste manifestazioni. Per noi amanti del calcio, la Champions League gioca a pallone, queste cantanti non fa parte di noi, non è il Super Bowl, veramente non è il football, il rugby eccetera eccetera. Il Liverpool padrone, mi sono scritto, il palo, Courtois già nel primo tempo. Liverpool unica squadra veramente in campo, padrone del gioco, padrone della palla, attaccavano, creavano occasioni verso la porta, occasioni nella porta, Courtois grande così. Dopodiché si chiude, però, che poi mi scrivo, e poi Benzema esiste, perché a Benzema gli fai arrivare mezzo pallone e succede quel macello incredibile di quel fuorigioco, non fuorigioco, la giocata, non la giocata, Fabinho, il contrasto, la scivolata eccetera eccetera. Se ne potrà parlare. Io continuo a pensare che quando tu ti butti scivolata è comunque una tua giocata, anche se poi risulta in un contrasto, in una deviazione, ma comunque stai partecipando, quindi non so come, veramente non riesco a prendere una posizione netta su questo. Probabilmente anche qui le regole potrebbero essere un pochino più chiare per evitare qualsiasi tipo di polemica e dramma. Ma già era un dramma il Liverpool che attacca e con mezzo tiro subisce gol, non va, e alla fine però il gol di Vinicius Junior arriva. Mi sono segnato pure la simulazione di Militao. Qualcuno faccia intervenire un chirurgo plastico immediato per Militao, che si tocca in faccia, praticamente è il culetto di non so che, forse Fabinho proprio, che cadendo il culo, quindi la parte più morbida proprio, avrà un culo tosto Fabinho, ma la meno spigolosa del corpo di Fabinho si appoggia a Militao e Militao si rotola finché non gli chiedono interventi chirurgici così, e lo continueranno a fare, perché poi il Real Madrid alle volte secondo me la differenza la fa pure questa, non me li fa rimanere simpatici, però il saper buttarsi a terra, quella famosa cazzimma di cui spesso noi parliamo a Napoli, secondo me anche queste a noi ci manca proprio, non siamo proprio in grado, e io sono pure contento perché non mi piacciono queste cose qua. Comunque, fallo di mano che non c'è. Questo quando era il fallo di mano che non c'è? Sì, un paio di azioni dove anche Salah eccetera eccetera. Poi c'è il gol di Vinicius che pure mi sembrava in leggero fuorigioco, con la spalla in fuorigioco. Non ho visto linee da parte di Paramount Plus, però ci vogliamo fidare. E arriva il gol, che poi non era manco un cross, quello di Valverde, praticamente era un tiro sbagliato. Vinicius però sta là perché Vinicius è un castigo di Dio
è velocissimo, sta lì sempre e crea pericoli, eccetera, eccetera. E quindi, dopodiché, comincia il Courtois show. Perché è un Courtois show? Perché il Liverpool non è che si arrende. Il Liverpool cambia anche formazione, mette Firmino, mette Diogo Jota, mette una serie di giocatori, eccetera, eccetera. Cioè, anche giocate belle, sontuose. Quando non va, non va. Sai quella partita dove tu dici anche con le mani non segni? È Courtois. E quindi qua si può ragionare sul bel gioco, sul contropiede, sul gioco all'italiana, sul vincere attaccando, uscire a testa alta, il famoso uscire a testa alta. Si possono fare un po' di riflessioni. Quello che però secondo me dobbiamo mettere sul piatto è che sì, a me non ha dato l'impressione che questo fosse l'Atletico Madrid di Simeone, era comunque il Real Madrid. Li sentite? I rumori? Questo è il gelataio, devo scappare. No, quindi non mi è sembrato quella cosa. Così mi difendo a spada tratta e poi non attacco nemmeno, perché quando tu hai Benzema là davanti, hai Vinicius che resta davanti, Valverde che sì, ti appoggia fa anche copertura, eccetera, eccetera. Poi c'è Modric al centrocampo, Casemiro fa il lavoro per 2 o per 3. Parliamo di Kroos, che è un giocatore che per la sua qualità potrebbe fare cose straordinarie. Quasi non lo vedi Kroos per tutti quei movimentini che fa ad apparare le situazioni. Non riesco a parlare. Siamo ritornati ai rumori, ragazzi, mi sono ritrasferito. Aggiungiamo una ventola. Così, facciamo più rumore ancora. Insomma, Kroos quasi, però Kroos non esce dal campo, non lo toglie. Poi mette dopo Camavinga, eccetera, eccetera. Insomma, vi è sembrata un catenaccio e contropiede? Vi è sembrata una cosa? Perché comunque, alla fine della niente, non riesco a parlare. È difficile e non ci riesco. Fatto sta che Carletto vince un altro trofeo, fa il triplete pure lui fondamentalmente, e credo che quelli del Liverpool, perché ho un pochino di amici, quell'unico amico che si stava un pochino troppo atteggiando e ci credeva troppo nel quadriplete, nel quadruple, eccetera, eccetera. Quindi sotto questo punto di vista io la chiudo così. Calma, un po' di prudenza, perché poi ti atteggi, credi di poter essere invincibile e non è così. E il calcio è anche questo, la storia si rispetta, l'esperienza in campo internazionale ha sempre un peso e alla fine si vede. Il Liverpool non è che non le abbia l'esperienza sicuramente, però il Real Madrid in qualche modo dimostra di avere sempre qualcosa in più, e questo lo dobbiamo dire. Si sono un po' atteggiati gli inglesi. Quando gli inglesi vengono un pochino meno, io non è che sono poi così dispiaciuto, perché si atteggiano un po' troppo molto spesso e si sentono i padroni di tutto e di tutti, e fa anche ridere pensare che adesso Mbappé che resta a Parigi, eccetera eccetera, il Real Madrid con Vinicius che magari proprio lì sarebbe andato poi a giocare, non so se al posto di Benzema, ma insomma dici, ma sai che c'è di nuovo Mbappé, ma tenetevello voi che fate finta che il calcio è di tutti, eccetera eccetera, tenetevello Mbappé che noi teniamo già Vinicius pronto. Sono una serie di riflessioni su questo calcio di superpotenti che non è che ci riguarda più di tanto. Noi facciamo meglio a parlare delle nostre polemicucce. Come ti permetti di dire che il contratto la tratta di... Ma ho promesso che non ne parlo, quindi questo è un video speciale extra che non significa niente. Da New York devo andare a fare il che fare, abbiate pazienza. Valerio Fluido è tutto, bisognava dirlo questo qua della Champions League. Purtroppo così non ci riguarda, però l'anno prossimo la giochiamo, chissà contro chi, perché una squadra di prima fascia, di seconda fascia saranno tostissime, mamma mia. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose, credi? Sei iscritto pure a TikTok? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.